pomeriggio, un'altra puntata di preview nell'immediata vigilia della partita fra Siracusa e Catania che domani racconteremo in diretta, in chiaro, in esclusiva su Telecolor a partire dalle 16:30. Oggi ne parliamo introducendo tutti i temi del prepartita, sentendo anche le parole dei due allenatori, sia Toscano che Turati, che hanno parlato in mattinata, e ovviamente parlando del punto tattico ma anche delle probabili formazioni. Lo facciamo come sempre con il nostro Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. E con il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti quanti. Allora, io oggi, essendo il pre-San Valentino, ho deciso di andare con cravatta rossa. Sono curioso invece della nostra Anna. Vediamo, eccoti qua. Oggi no, tu di niente nero. rosso. Ecco, di nero. Ciao Marco, buon pomeriggio a voi. Cosa un vuol saluto. dire il nero San Valentino? Ma non saprei in realtà. Eleganza, dai. Eleganza, questo sicuro. Sì, la tua eleganza è nota. No, non è. Ma il rosso ci hai pensato tu, ecco, per me oggi. Va bene, ok. Io aspetto i vostri messaggi. Ecco, dato che oggi è la vigilia di San Valentino, avete l'opportunità di inviare tutte le vostre dediche d'amore, oltre ai messaggi sportivi, che aspettiamo al 342 77 12 855. Perfetto, vediamo se arriveranno dediche, certo non per me, immagino, però vedremo che cosa andrà durante la trasmissione. Ma intanto io ritorno da Anna, perché ritornando seri, fra virgolette, nel senso, perché sappiamo sempre che stiamo parlando di calcio e dunque certe volte avere l'animo leggero serve, lo dico anche in virtù anche dei risultati che il Catania ha avuto in queste ultime settimane. Ma andiamo a vedere invece tramite Anna quello che è il programma della giornata e anche la classifica. Inizia domani la 27esima giornata di campionato alle 14:30 con Benevento Latina, Casarano Casertana, Cavese Salernitana, Cosenza Cerignola, Giuliano Trapani e Monopoli Sorrento. Alle 17:30 Foggia Atalanta Under 23, Picerno Crotone e Siracusa Catania. Si chiude la 27esima giornata di campionato domenica 15 febbraio alle 20:30 con Potenza Altamura. Passiamo alla classifica. In testa con 60 punti Benevento, segue Catania 52, Salernitana 49, Cosenza Casertana 43, Crotone 41, Cerignola 39, Monopoli 37, Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta Under 23, Cavese Latina 27, Picerno 26, Trapani 25, Siracusa, Foggia 22 e chiude la classifica il Giuliano con 21 punti. Grazie Anna. Allora, vi ho detto che abbiamo tante cose da raccontarvi, anche da ascoltare in questa puntata di preview. Allora partiamo subito con le parole di Toscano, le abbiamo divise in due tranche. Nella prima parla dell'energia della squadra e anche delle ambizioni di questo Catania. Sentiamo. Noi ci è mancato e ci manca certe volte quel qualcosa in più, quell'energia in più di vincere le partite, perché le sprechiamo in cose che non servono. Ho rivisto la partita, fino alla chiamata VAR per il gol annullato la squadra aveva intensità, fluidità. Nel momento in cui c'è stata la chiamata VAR, come se perdi energia sulla conduzione di gara della terna arbitrale, che non ti deve condizionare, su magari un gol dove potevi fare meglio e perdi energia e consapevolezza. La squadra forte deve rimanere sul pezzo per 95 minuti. Nell'arco delle partite che abbiamo giocato, la pericolosità che noi procuriamo, la pericolosità che concediamo agli avversari è in linea con una squadra che deve ambire al vertice. Poi nella pericolosità ci devi migliorare la scelta, la conclusione, quell'energia in più che ho detto prima che ti manca, che la sprechi in altre situazioni, è quello che bisogna crescere. Allora Carlo, voglio subito un tuo esame di queste prime parole di Toscano che abbiamo ascoltato. Qualche volta manca, secondo lui, appunto o almeno viene sprecata l'energia per altro durante le partite. Questo secondo lui è successo anche con il Cerignola. Sicuramente domenica abbiamo assistito, soprattutto nel finale di gara, alla fine della partita, a momenti di isterismo, ma anche durante la partita, nel finale. Ho fatto l'esempio dopo il gol annullato a Quaini. Dopo il gol annullato a Quaini c'è stato un attimino il troppo rincorrere le decisioni
dell'arbitro e andarle sempre a contestare, ecco, ma da parte di un po' tutto il gruppo. Probabilmente si è persa un po' di energia mentale nel concentrarsi invece nel dover vincere una partita che era sicuramente da vincere contro un avversario che veniva in grande fiducia e forte, quindi serviva un Catania che avesse tutte le componenti a posto per vincere questa partita. Questa componente dello spreco di energie per andare dietro alle decisioni arbitrali, in effetti l'abbiamo notata un po' tutti. L'altro tema è quello dell'indice di pericolosità, no? Pericolosità tua e quello che invece consenti all'avversario. Anche lì, dice Toscano, noi abbiamo dei numeri da squadra di vertice. Condividi? Quello Sì. Sicuramente, che il Catania, soprattutto in fase difensiva e quindi in fase di non possesso, è una squadra che ha concesso pochissimo alle avversarie, soprattutto in casa. Certo, la parentesi di Sorrento un attimino può deviare da questa considerazione. Lì è stata una giornata veramente negativa di tutto il gruppo e ha evidenziato in quella partita dei grandi limiti, soprattutto di reparto nella fase difensiva. Però in effetti, andando a controllare tutto il cammino del Catania, sicuramente un cammino da squadra di vertice. Poi Anche a livello offensivo? Fuori casa no a livello offensivo, ma in casa sì. Quindi se poi noi pensiamo alla marcia del Benevento nel girone di ritorno dall'avvento Di Floro Flores. di Floro Flores, sicuramente è una marcia superiore in questo momento a quella del Catania. Però io sono sempre stato del parere che i conti si fanno alla fine e quindi ancora c'è una fetta di campionato veramente importante. Ne parla Toscano anche oggi. Secondo me, andando un attimino avanti nello step del nostro programma, questa gara è una gara spartiacque. È un po' come è stata l'andata, no? Vi ricordate? Il Catania Bravo. arrivava da un Esatto. periodo un po' così, secondo me sì. con risultati altalenanti, Sì. e proprio con la vittoria con il Siracusa incominciò una serie di successi importanti. Secondo me è una gara spartiacque questa, Marco. E probabilmente, o almeno lo speriamo, in caso di risultato positivo con il Siracusa, che sia così per il Catania. Dicevamo, Ermanno, perché poi voglio andare da Anna perché ha una grafica da farci vedere, c'è un Catania un po' a due fasi, perché ora è vero, c'è stato lo stop in casa, però fino ad ora in casa il Catania, fra parentesi, non ha mai preso gol, e questo è un dato che rimane. È vero che non ci sono stati tiri in porta praticamente con il Cerignola, però è una squadra che viaggia a mille, di opportunità ne ha create anche contro la squadra pugliese. La differenza però rispetto a casa e trasferta si vede, soprattutto, come dice Carlo, se si esamina l'ultima partita di Potenza. È netta proprio, secondo me, anche riguardando quelli che sono i dati, no? Lui parla di indice di pericolosità, diciamo, casa, diciamo, propria e dell'avversario. In realtà l'indice di pericolosità quando vai fuori casa un pochettino si alza dal punto di vista negativo, no? Quindi si alza la pericolosità dell'avversario. Questo è qualcosa che ovviamente è un indice, no? Poi quando si parla di statistica, si parla di indici, si parlano di picchi, no? delle curve. In questo caso si vede proprio una differenza netta tra casa e trasferta proprio su quello che concede il Catania, anche se in realtà la cosa che dispiace, possono capitare degli stop come Cosenza, può capitare uno stop come quello di Sorrento, ovviamente fa male, no? Fa male a tutti, certo. fa male alla squadra, Come è fa andata, male al tifo, però la cosa che bisogna pensare non è tanto la sconfitta, ma la partita dopo. È stata Sorrento contro il Cosenza, è stata Cerignola contro proprio il Sorrento. E ora c'è il Siracusa. Non si è riuscito però a ripartire subito con una vittoria, e questa secondo me è quell'energia di cui parla lui, è proprio riferita a questa, perché l'energia viene sprecata per nervosismi che effettivamente poi non portano ad aumentare quelli che sono i dati che servono. Poi ovviamente lui parla di indice di pericolosità, andandola ad analizzare con la testa di serie per adesso del campionato, che è il Benevento. Il Benevento ha un indice di pericolosità altissimo A livello XG, offensivo? altissimo a livello offensivo, però dall'altro canto l'altra parte, l'altro, diciamo, lato della medaglia ti fa vedere come il Benevento in realtà Ricordiamo la soffre partita di con il questi Siracusa. proprio col Ricordiamo la partita con il esatto. Siracusa, ad esempio, ma ricordiamo, tu pari l'indice di pericolosità, è vero che il Benevento ne ha fatti 5 con il Trapani, ne poteva fare magari anche di più, è vero anche che ha segnato al 102esimo contro il Picerno in una partita contro l'Atalanta era passata sotto 3-1. Esatto, per cui chiaramente le cose possono succedere durante il campionato e chiaramente può cambiare tutto. Ma intanto andiamo a vedere quello di cui abbiamo incominciato a ragionare con Ermanno, lo facciamo con Anna attraverso la nostra lente di ingrandimento.
Il Catania del Massimino è una macchina quasi perfetta, 35 punti su 39, 11 vittorie, 2 pareggi e 0 gol subiti. Numeri da capolista vera, da squadra che in casa detta legge e non concede nulla. Ma appena si spengono le luci di casa cambia tutto. Lontano dalle mura amiche il rendimento crolla. 17 punti in 12 gare, appena 1,4 di media, 14 gol fatti e altrettanti incassati. Un passo troppo lento per chi sogna il primo posto e con questi ritmi la vetta resta un miraggio. E il calendario non aiuta. A inizio marzo arrivano 2 trasferte pesantissime contro Benevento e Salernitana, scontri diretti che diranno molto sulle ambizioni rossazzurre. Il Catania ha 2 volti. Per correre davvero deve trovarne uno solo, quello dominante anche fuori casa. Io faccio il bastian contrario, grazie Anna, rispetto a quello che abbiamo letto nella grafica. E se le partite in trasferta con le 2 altre big del campionato sono partite in cui il Catania secondo me reagirà nel modo migliore, giocherà nel modo migliore. Poi certo ci sono 2 partite prima che vanno vinte, vanno portati a casa i 6 punti, però io penso che il Catania possa essere una squadra che possa rendere bene contro squadre del suo stesso livello anche in trasferta. Quello sicuramente sarà, credo, il momento Topico. principale, Più nel giro di 4 giorni. clou proprio di questo campionato, dove lì si capirà se si punterà al primo posto, ci si dovrà accontentare di fare i playoff da secondi in classifica, però intanto c'è da concentrarsi su questa partita immediata, perché ti ripeto... Abbiamo fatto il tema delle trasferte proprio per questo, perché stiamo tornando il Catania sta tornando in trasferta. Ti ripeto che col Siracusa non sarà semplice, si incontra un avversario che ha una identità di gioco veramente ben spiccata, con un allenatore che cerca di fare un calcio dominante contro qualunque avversario, e quindi servirà il Catania che abbia resettato questo mini periodo negativo e che riparta con grande ferocia per azzannare l'avversario anche fuori casa. Però Marco, secondo me non è un problema, cioè la paura secondo me adesso del tifoso non è tanto la preparazione a una partita come quella di Salerno o come quella di Benevento, che si preparano in qualche modo da sole, no? Perché sono partite di cartello e sono partite che... Ma è come reagirà il Catania a queste 2 battute d'arresto? No, ma soprattutto come reagisce alla partita. Intanto di sabato, il mister ha pienamente ragione, no? Deve reagire, deve far capire che è vivo il Catania e che non è claudicante, no? Non sta portando le ferite delle scorse trasferte, e soprattutto avrà trasferte come Altamura, come Latina, dove andrà a giocare con squadre che si devono salvare e giocheranno così come il Siracusa sabato con il coltello tra i denti. E andiamo ad ascoltare ancora Toscano, perché nella prossima clip che vi proponiamo parla dell'avversario del Siracusa, ritornando alla partita di andata, del mercato di gennaio, cioè dei giocatori che sono arrivati nel mercato di gennaio, del finale di questo campionato, e poi dice anche quello che si aspetta dai suoi giocatori. Sentiamo. È una partita come l'andata, dove la testa farà la differenza. Nel senso, le squadre che hanno affrontato il Siracusa, guardando la classifica e non guardando quello che fa, ci hanno sbattuto col muso. Noi all'andata non abbiamo guardato la classifica. Il mercato di gennaio è un mercato che tu fai delle scelte per migliorarla, ma è normale che ci sia un gruppo più avanti nella conoscenza dell'ambiente, nella conoscenza della squadra, nella conoscenza di quello che si deve fare, e devi dargli anche del tempo. 13 partite, sono quasi un girone di ritorno, può succedere di tutto e devi essere tu a far succedere qualcosa a tuo vantaggio, che sia un ambiente e una piazza poco equilibrata, si sapeva già. Dobbiamo essere noi bravi, io, lo staff, la società, a rimanere equilibrati e dare la serenità giusta, ma anche mettendomi io da scudo. Io quello che vorrei dai miei ragazzi, che a volte devono avere la faccia un pochettino da testa di cazzo, da figli di puntini, perché se a volte sei timido, gli altri lo vedono. Partiamo dalle parole finali, forti, se così possiamo dire. Se sei timido, gli altri lo vedono, a parte le similitudini. Io mi ricordo, torno un attimo, queste parole mi fanno ricordare un po' il passato, no? Dove
magari nel sottopassaggio del vecchio comunale di Acireale già gli avversari perdevano la partita in quel tunnel. Guardando. Perché vedevano una squadra che era feroce, il sangue agli occhi, già in quel tunnel che ti portava in quel campo in terra battuta, già si vincevano le partite o si perdevano le squadre avversarie, sempre. Quindi dice bene Toscano, le squadre che devono vincere già prima ti devono trasmettere paura agli avversari. Il Catania è una squadra forte in tutti i reparti, ti deve trasmettere paura. Voglio tornare un attimo anche alle parole che ha detto invece della piazza. Ah, la piazza, l'equilibrio. E mi piace che lo abbia detto con il sorriso. Sì. È disteso Toscano, lo vedo sereno, deve trasmettere questa serenità al gruppo ed è giusto che dice che devono essere loro a trasmettere equilibrio, lo staff, la proprietà a questo gruppo. Equilibrio significa essere sereni perché mancano 13 partite per il Catania come sappiamo, e 12 per il Benevento. Esatto. Sono tante e può succedere di tutto. Sono pienamente d'accordo che il Benevento perderà dei punti, ne sono sicuro. Bisogna vedere come reagirà il Catania a questo mini momento negativo a partire da domani. Andiamo da Anna, sentiamo invece qual è l'umore dei nostri telespettatori da casa. Anna. Prima domanda per Ermanno. Ti chiedono come giudichi le ultime prestazioni di Jimenez. Buon pomeriggio, per me Toscano deve fare giocare i giocatori nel loro ruolo, invece ha la fissazione di farli giocare in un ruolo non adatto a loro, da Francesca. A Marco almeno spoilera una sicurezza di formazione. Per Carlo, Allegretto e Caturano li vorresti in campo? Ciao Anna, dobbiamo fare insieme qualcosa, questa classifica senza il Catania in testa non si può leggere, è vero, adesso ci inventiamo qualcosa da fare. E poi arrivano le prime dediche d'amore. Un grande amore ti fa soffrire, ti fa piangere, ti fa sorridere, ma ti fa battere forte il cuore. E quei colori ci fanno battere forte il cuore, Catania, ti amo. Da Ale. A voi. Bellissimo, bellissimo. E questo è poi il sentimento del tifoso, il sentimento più puro e quello più bello. Allora, andiamo un po' a Jimenez. Prestazioni di Jimenez? Io nelle ultime prestazioni di Jimenez vedo sempre una grandissima crescita del giocatore. Sorrento non è stata forse una delle sue più gran partite, ma diciamo che non lo è stato del Catania in generale, però soprattutto contro il Cerignola martedì ha alzato tantissimo il livello ed era quello che in tre quarti ti creava sempre pericolosità, era il più cercato ed è il più cercato come lo era Cicerelli nella prima fase di campionato. E ti dico qualcosina in più anche secondo me un po' per rispondere alla domanda del telespettatore. Personalmente, secondo me, far uscire Jimenez non serviva in quel momento della partita, perché era l'unico in tre quarti che riusciva a crearti quella pericolosità, quell'imprevedibilità che stava mettendo in grossa difficoltà la difesa del Cerignola. Quindi, secondo me, per adesso la presenza di Jimenez è imprescindibile. Imprescindibile proprio perché adesso ha compreso quelli che sono i principi tattici di cui parlava Toscano, no? Che gente come Bruzzaniti ancora forse non ha limato del tutto. Su Toscano, il telespettatore ci chiedeva giocatori fuori ruolo, immagino che indicasse, forse l'unico di cui posso dire potrebbe essere Corbari, nel senso che non è che è fuori ruolo, il Catania gioca con due mediani quando lui è una mezzala, ma non vedo giocatori fuori ruolo. Semmai aggiungo una cosa a quella domanda, qualche critica che è arrivata a Toscano dopo la partita con il Cerignola è non cambiare o cambiare troppo tardi identità, il sistema di gioco, mettere qualche uomo più offensivo. Esattamente, come è successo anche in altre partite, ad esempio. Sì, mi sarei aspettato, così come ha fatto con la Cavese, per esempio, dove è stata una partita un po' simile a quella col Cerignola, magari mettere qualche uomo offensivo in posizione diversa, magari senza cambiare il sistema, così come aveva fatto con la Cavese, arretrando Jimenez, mettendo d'ausilio a destra al posto di Casasola e Lunetta a sinistra al posto di Donnarumma. Mi sarei aspettato una situazione del genere. Non l'ha fatta, mister Toscano avrà avuto negli ultimi avrà avuto 10 minuti con l'ingresso i suoi motivi. In quella partita disse potevamo giocare con 10 attaccanti, non avremmo mai avuto dei pericoli, magari col Cerignola ha avuto un attimino il timore che il Cerignola potesse in qualche ripartenza far male al Catania. Parliamo di due giocatori, te l'hanno chiesto specificatamente, sì. Caturano e Allegretto. Te li aspetti? Allora, Allegretto ha dimostrato Toscano di metterlo in campo domenica dopo che lo aveva lasciato fuori a Sorrento, quindi
sicuramente una presa di coscienza che magari non era la scelta migliore a Sorrento. Questo Allegretto. E quindi sì, per Caturano io non so come durante gli allenamenti quello che esprime Caturano, sicuramente dopo il gol segnato, il gol che ha valso i 3 punti nella gara, l'ultima gara vinta in trasferta, mi sarei aspettato un Caturano titolare, perché poteva essere il momento perfetto, no? Perché mancano 14-15 partite, insomma Caturano è stato preso, credo, per essere il centravanti titolare del Catania. Credo che il momento di rodaggio era stato fatto e doveva essere quello il momento. Non l'ha messo mister Toscano, dovrebbe spiegare lui i motivi per cui non lo impiega dall'inizio. Io non riesco a spiegarmelo. Io volevo invece farti parlare, rispondere anch'io a una domanda, mi dicevano di spoilerare qualcosa della formazione, non spoilerò niente, però dico che se dovessi scommettere su un giocatore domani che parte all'inizio, direi più Bruzzaniti. Cioè, ho la sensazione che possa essere il giocatore che possa essere impiegato fino all'inizio della partita di domani, anche perché è un giocatore che, ricordiamo, non ci sarà Lunetta che è squalificato, dunque le opzioni lì in quella zona diminuiscono, e va anche detto, lo ridiciamo ancora una volta, che ci sono 3 partite nella prossima settimana, cioè si parte con il Siracusa, poi c'è la partita con il Trapani e poi c'è quella col Giuliano, per cui un po' tutti devono avere spazio. Bruzzaniti credo che possa partire dall'inizio, non so se sei d'accordo con me Carlo, nella partita con il... Bruzzaniti è stato preso per sostituire Cicerelli, quindi nell'idea della proprietà e di mister Toscano che lo ha voluto, c'era l'idea di considerarlo un giocatore centrale nel progetto. Dopo la prima partita, dove magari ci stava di farlo subentrare, ha fatto così bene, nella seconda, alla fine del primo tempo, è stato cambiato e un attimino ha fatto fatica a integrarsi nel gruppo, in questo progetto. Potrebbe essere questo il momento di rimetterlo e rifargli sentire tutta la fiducia che ha la squadra, il gruppo, il tecnico, lo staff, così come ce l'ha sicuramente la gente. A Sorrento di per sé è stato l'unico che durante un momento no del Catania ha alzato il livello in fase offensiva, ha messo 2 palle, le vedremo interessantissime sia per Forte che per Caturano. Era l'unico che sulla fascia sinistra intanto ha ridato vita a Donnarumma, perché gli lasciava tanto spazio e creava sempre il 2 contro 1, ma poi è l'unico davvero, come Jimenez in alcuni momenti della gara, che salta davvero l'uomo, che sa giocare col destro e col sinistro, che ti crea imprevedibilità. Serve quello, perché poi le squadre, soprattutto mister, l'hai detto 1000 volte, quando giocano col Catania molte volte si abbassano e non è facile spezzare quelle che sono le catene difensive avversarie, quindi un giocatore del genere può essere la chiave. Serve soprattutto da parte sua un po' di spensieratezza, sì, secondo me. Vero. Questo l'ha detto spesso Toscano, no? Sì, non devi dimostrare niente. Spensieratezza, lui è un giocatore che ha tutto, ha il destro, al sinistro, ha la corsa, ha il dribbling, ha il tiro, quindi non gli manca nulla. L'aspetto mentale è fondamentale, la personalità di mettere in pratica queste sue qualità è fondamentale. Allora io direi che ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria della nostra trasmissione, ritorniamo fra pochissimo per incominciare anche l'analisi tattica e poi ci collegheremo con Siracusa, perché domani è anche giornata azzurra, poi ci facciamo spiegare bene dal nostro Marco Petrolito. A fra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione andando all'angolo tattico, per cui torno da Ermanno, perché c'è un tema legato appunto al Catania, la connessione e la ricerca dei trequartisti. Ne parlavamo anche legato a quello che abbiamo detto su Bruzzaniti. Sì, faccio vedere nelle 2 clip 2 esempi differenti, no, di connessione e di ricerca dei trequartisti, anche su alcune interscambi e rotazioni che eseguono durante la gara. Qui vediamo proprio contro il Sorrento, dove c'è Quaini con palla aperta, come si suol dire, nel senso che non c'ha l'avversario davanti e riesce a guardare tranquillamente in visione frontale. Vediamo Jimenez che viene incontro e D'Ausilio che segue il movimento opposto, quindi taglia le sue spalle
nello spazio creato, e questo c'è una grande connessione tra i due, e poi D'Ausilio, che si trova nella posizione opposta rispetto a quella sua solita di partenza, mette questo cross proprio per Gimenez, che subentrava dentro e che fa poi schermo alla girata di Forte. Qui vediamo invece un'altra buona occasione del Catania contro il Cerignola, ottima la giocata di Casasola. Qui vediamo, vedi quello che ti dicevo prima, no? la giocata, la fantasia, l'esto di Gimenez che sta uscendo sempre più fuori, D'Ausilio e Gimenez che si guardano, c'è una grande connessione tra i due, la ricerca del cross proprio sul taglio alle spalle dell'avversario. Questo ci fa intendere, no, un po' quello che è il lavoro che fa Gimenez con i compagni di reparto, alzare quella capacità lì permette, no, al Catania di aumentare quella pericolosità di cui parlava Toscano. Andiamo invece al Siracusa. Anche in questo caso andiamo a vedere che cosa succede lì in quella zona del campo per quanto riguarda gli Aretusei. Diciamo che il Siracusa è una squadra molto offensiva, una squadra che fa della sua prerogativa quella di offendere l'avversario, di invadere soprattutto la tre quarti. Vedremo successivamente proprio dei dati su questo, e questa tre quarti viene sempre occupata in maniera costante da quello che è il trequartista. Qua vediamo proprio Candiano, che è il classico mediano che riceve questa palla in scarico, vediamo proprio Frisenna smarcarsi tra le linee della squadra avversaria e poi aprirsi benissimo col corpo e cercare il tiro in porta. L'altra cosa che vi faccio vedere è la presenza costante di Zannini e Job, che sono i terzini che seguono tantissimo l'azione. Questo ci fa capire quanto è alta, diciamo, no, la densità dei giocatori nella metà campo avversaria che vuole Turati. Qui vediamo esatto sia Pusone che Cancellieri, che sono gli altri due terzini del Siracusa, e vediamo invece Gudelevicius che si muove tantissimo tra le linee e lavora proprio alle spalle di quella che è la pressione avversaria. Lo fa benissimo, qui fa una giocata che sembra stupida, però secondo me è di grandissima importanza perché fa capire il livello del giocatore, gira la testa, quindi fa questo scan visuale, bravissimo poi a spostare palla, a capire il tempo e lo spazio a sua disposizione, a procurarsi un rigore che porta avanti il Siracusa contro il Crotone. Allora, io vorrei, a proposito di Siracusa, andarmi a collegare con il nostro Marco Petrolito. Oggi avremo due collegamenti. Ciao Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Direttamente dal De Simone, a quest'ora domani ci sarà un po' più di traffico in quella zona sicuramente. Marco, in attesa di questa partita. Allora io vorrei andare subito alle informazioni legate alla situazione tifoseria, alla giornata azzurra e poi anche alla società, perché sappiamo che il momento è delicato in casa Siracusa, si aspettano decisioni legate a eventuali e possibili penalizzazioni. Marco. Sì Marco, ben ritrovati, atmosfera molto intensa e particolare qui alle vigilie dell'attesissimo derby di domani col Catania. Sarà un Siracusa che ovviamente presenterà qualche defezione nell'11 titolare, ma che pare più che mai determinato. Come hai anticipato tu, riceverà una grande spinta da parte del suo pubblico per una partita storica dal fascino di altri tempi, a cui la squadra di Marco Turati tiene tantissimo. Già ieri sera era stata superata la quota di 3.000 tagliandi venduti, dunque sarà un De Simone pienissimo, a parte il settore ospiti che rimarrà chiuso per l'occasione. Lo ricordiamo, è stata indetta proprio la giornata azzurra, gli sportivi e i tifosi hanno ancora una volta risposto presente. Ecco, l'attenzione, al di là delle difficoltà societarie di cui accennavi, del discorso penalizzazione che verrà ufficializzato a fine febbraio, è rivolta esclusivamente alla gara di domani. A tal riguardo comunque ci sono delle novità, perché pare che la società sia pronta proprio in queste ore ad adempiere le scadenze di lunedì 16, se così fosse, dunque se ci fossero conferme in tal senso, il pericolo stavolta sarebbe scongiurato, e quindi dopo il pagamento dei contributi che sarebbe già avvenuto, nelle prossime ore dovrebbero essere saldati anche gli stipendi. Dunque ecco, si pensa soltanto al campo, la squadra naturalmente vuole riprendere la corsa verso la zona salvezza dopo 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, l'ultima sfortunatissima, quella di cui abbiamo visto le immagini, stiamo vedendo anzi ecco in Calabria con il Cosenza, che ha lasciato un grande rammarico in casa azzurra per il modo in cui è arrivata nel finale dopo una bella prestazione, nella quale però è mancata la stoccata vincente, e proprio a questo, alla verve dei suoi attaccanti, farà affidamento anche il tecnico Turati. A proposito, Marco ha parlato, Turati fra poco lo sentiremo, Sì. Che sensazioni hai avuto dalla conferenza stampa di Turati? Perché chiaramente è una partita, come dicevi tu, delicata per il Siracusa. Noi lo diciamo da qui che è delicata per il Catania, perché viene da un mini periodo un po' difficile, ma il Siracusa appunto dopo il grande successo con la Salernitana ha ricominciato con un po' lo stesso trend di inizio stagione. Sì, Turati è apparso molto fiducioso, ha puntato molto ecco, sull'aspetto caratteriale, sul cuore, sulla grinta dei suoi ragazzi, nonostante ecco, sappia bene che ci sono molti giovani in formazione. Ha cercato in questi giorni insieme al suo staff
di far comprendere, se ce ne fosse stato bisogno, l'importanza di questo derby per la gente, per i tifosi, motivo che lo ha visto tornare qui a Siracusa 2 anni fa e che quindi ecco, lo ha spinto a continuare questa sua avventura nonostante le difficoltà. Dunque ecco, c'è grande fiducia sia all'interno che all'esterno della squadra, la si respira anche qui attorno allo stadio, quindi ecco, sarà il campo poi a dire l'ultima, anche se la squadra di Turati, l'ho sottolineato anche il tecnico, vorrà uscire tra gli applausi e dunque darà tutto, giocherà con il coltello fra i denti, perché comunque servono punti per abbandonare la zona playout che al momento vede il Siracusa in penultima posizione, il distacco dalla zona salvezza è di 5 lunghezze, quindi ecco, serve assolutamente far punti. Ritorniamo fra poco da te Marco per avere qualche indicazione invece sulle scelte, le possibili scelte di Turati, dunque a fra poco con Marco Petrolito. Invece io attraverso la nostra regia vado a dare uno sguardo alle nostre grafiche partendo proprio da Turati, dall'allenatore del Siracusa che già conosciamo benissimo, ma abbiamo voluto evidenziare anche perché è un periodo particolare in cui le squadre sono state rivoluzionate un po', alcune dal mercato invernale. Qui abbiamo un allenatore che ovviamente, come abbiamo detto, è legato a filo doppio con il Siracusa, sia quello che ha fatto in campo, lo ricorderà fra poco in alcune parole che dice proprio in conferenza stampa, e quello che sta facendo invece in panchina. Allora andiamo a sentirlo, proprio Turati, oggi conferenza stampa dell'allenatore del Siracusa, pressappoco negli stessi minuti in cui parlava Toscano, anche lui ha detto questo, sentiamo. Nel senso che, come dicevi bene tu, purtroppo in questo momento, visti anche gli infortuni gravissimi, l'infortunio di Limonelli e la squalifica di Limonelli, chiaramente perdiamo calciatori e forse dopo il mercato, sì, dal mio punto di vista ne siamo usciti bene, ma ci manca qualcosina in qualche ruolo e quindi per forza di cose anche domani qualcuno dovrà adattarsi perché non abbiamo moltissime soluzioni. No, il morale dei ragazzi deve essere alto. Dico deve perché quando ci sono queste bellissime partite, dal mio punto di vista bisogna godere sia nella preparazione a questa partita, sia soprattutto quando l'arbitro fischia, perché sicuramente penso che ci sarà una bella cornice di pubblico, sono sfide contro squadre che annoverano comunque sia calciatori che hanno giocato in Serie A e Serie B, con calciatori che hanno fatto la storia di questa categoria e soprattutto sappiamo che, a parte noi che ci teniamo tantissimo, anche l'intera città tiene in maniera particolare, quindi è anche un'opportunità per entrare a far parte di quel circolo di calciatori ristretti che hanno avuto la fortuna, come l'ho avuta io, di poter vincere un derby. Ecco, vedi Carlo, il legame appunto fra quello che è stato il campo per quanto riguarda Turati e quello che vorrebbe potesse essere magari un risultato eclatante, perché sarebbe un risultato eclatante chiaramente qualora il Siracusa dovesse battere il Catania. Giocatore di buon livello, ha fatto una buona carriera, ottimo allenatore soprattutto perché riesce a dare un'identità ben precisa di un gioco dominante. Chiaramente gli interpreti non sono interpreti di grandissima qualità e quindi per questo motivo il Siracusa sta soffrendo, però sa che in un derby si possono capovolgere i valori, è vero. E quindi il Catania dovrà entrare con il coltello tra i denti perché troverà una squadra che entrerà sicuramente. In questo modo. Andiamo da Anna, sentiamo ancora qualche messaggio dei nostri telespettatori. Ciao a tutti in studio, una domanda per Carlo Breve. Peggio l'arbitraggio col Cerignola o alcune scelte di Toscano anche a partite in corso? Invece a te Marco chiedono se domani hai qualche presidente da intervistare. Complimenti a te e a Carlo per le telecronache. Per Ermanno, cosa secondo te rende in questo momento il Benevento migliore del Catania? A Siracusa ci sono assenze importanti nella catena di sinistra, Cancellieri e Valente saranno assenti, con il gioco di Turati Toscano va a nozze. Saluti da Antonio. Catania, amore mio, ti amo, fuggiamo insieme in Serie B, da Francesco. Invece Vincent ci scrive: buon San Valentino a voi studio. Anna potrebbe fare la modella. Chiedo a voi studio, sbloccarla la prima mezz'ora può liberare mentalmente i giocatori? Sbloccare la partita, perché detta così sembra esattamente. Sbloccare la partita. Andiamo da Carlo, sbloccare la partita può mettere tutto
Può in liberare discesa, mentalmente ovviamente. i giocatori. Bisogna vedere come viene metabolizzato il gol di vantaggio, gestito soprattutto. Il Catania lo ha quasi sempre gestito bene, tranne la partita di Sorrento, quindi sicuramente andare in vantaggio presto a Siracusa consentirebbe alla squadra di poter approfittare poi di un assalto alla baionetta scriteriato magari del Siracusa, che sappiamo nelle transizioni concede sempre qualcosa. Cerignola, abbiamo detto, peggio l'arbitro, alcune scelte hanno chiesto. Ma dell'arbitro è inutile parlare, delle scelte dell'arbitro che tra l'altro non hanno secondo me condizionato più di tanto la gara. Le scelte di Toscano ne abbiamo abbondantemente parlato. Esattamente. Benevento, cosa c'è in più del Catania in questo momento? Adesso il Benevento rispetto al Catania c'ha sicuramente un palleggio in mezzo al campo non indifferente, perché c'ha due interpreti, sono Prisco e Maida, che alzano tantissimo l'aspetto proprio dello sviluppo centrale, ti permettono di passare quello che dicevo spesso, no? Lo sviluppo da basso a alto in pochissimo, anche in 2 tocchi, e questa è una cosa che fa tantissima la differenza. E poi la cosa che vedo in più del Benevento adesso rispetto al Catania è anche una spensieratezza e una gioia negli interpreti lì davanti, che sia la Mestra, che sia Tumminello, che sia Salvemini, nel cercarsi, nel trovarsi, nel cercare la rete. E poi adesso stanno vivendo anche in un periodo di grande facilità, cioè gli riesce tutto un po' più semplice, cosa che al Catania ha avuto in una parte del campionato, però ti ripeto, per quanto riguarda i valori in campo, il Catania non ha nulla da meno rispetto al Benevento, quindi bisogna ritrovare quella consapevolezza di cui parlava Toscano prima, quella tranquillità e quella serenità, oltre alla fame di cui parla sempre, che secondo me adesso al Benevento è un punto a loro favore. Allora io farei così, visto che stiamo parlando di Catania-Siracusa, di Siracusa-Catania da tempo, ci fermiamo per un attimo e andiamo dal nostro Franco Cammarasana, perché voglio sentire un po' anche la situazione in casa Trapani, poi ritorneremo ovviamente a parlare della partita del Catania e del Siracusa. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, situazione in casa Trapani, a parte la sconfitta pesantissima con la capolista Benevento, a parte la situazione societaria, a parte qualche rassicurazione e qualche parola che arriva sempre da parte della proprietà, insomma c'è sempre qualcosa a parte, no? In casa Trapani. Assolutamente sì, guarda, non ci mancano argomenti a Trapani per discutere sia del Trapani Calcio ma anche di impianti sportivi, di contenziosi e via discorrendo. Di stamattina per esempio un comunicato della società relativo a una decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani a seguito di una istanza cautelare presentata dal Sport Fininvest, dalla Sport Invest, che gestisce le 2 società sportive che fanno capo ad Antonini. Praticamente la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dal Trapani circa un debito che il Trapani ha nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Trapani. Ha accordato la sospensiva, però ha rinviato l'esame, quindi ha rinviato di entrare nel merito alla questione soltanto al mese di maggio, esattamente all'8 di maggio. La società ritiene che già dopo questa decisione del Tribunale della Corte di Giustizia, ripeto, tributaria, scusate, sono termini tecnici a cui io non sono avvezzo, e la Lega dovrebbe restituire almeno 11 punti tolti al Trapani in classifica. Personalmente non credo che possa una cosa essere attuata adesso, ma soltanto dopo che verrà esaminato anche il merito della questione. Torniamo alle cose di calcio. Esatto. Dopo la sconfitta netta contro la capolista, durata la partita ha trovato 20 minuti, perché alle prime 2 occasioni la capolista ha segnato 2 gol da lì, poi la squadra un pochino si è sfaldata, poi è rimasta in 10 alla fine del primo tempo, e poi il Benevento ha fatto quel che ha voluto, praticamente una semplice partita di allenamento contro una squadra che in pratica ha mostrato tutte quelle che sono le lacune normali di una squadra assemblata all'ultimo momento negli ultimi giorni, gente che è arrivata qualche giorno prima, e a Ronica non aveva avuto modo nemmeno forse di conoscere bene i giocatori.
cosa ne sarà domani contro il Giuliano, che è ultimo in classifica, quindi Esatto. ai fini della classifica per il Trapani è una partita importante. Giuliano però, che da quando ha esonerato l'ex allenatore del Trapani, Eziolino Capuano, Sta andando meglio. Richiamando in panchina Lello di Napoli, che all'inizio di stagione aveva allenato l'Enissa, sta andando molto bene, nel senso ha ottenuto 2 pareggi contro la Cavese e un pareggio anche per 1-1 a Salerno, e ha vinto contro il Cosenza e ha perso soltanto per 1-0 adesso contro il Sorrento nell'ultima partita. Quindi Franco, andiamo a vedere la probabile del Trapani, perché la probabilissima formazione è probabilissima, esatto. Infatti io penso che per sommi capi darà fiducia all'11 che ha schierato inizialmente contro la capolista, con qualche variante, poi che Benedetti ad esempio non c'è in quanto squalificato, mentre rientra anche disponibile lo stesso Aronica, che era squalificato contro il Benevento. Sempre il 4-3-2-1, come vedete, Galeotti tra i pali, Morelli, Pirrello, Motoc e Nicoli in difesa, Celeghin, Matos e Nina a centrocampo, poi Knezovic e Battimelli a sostegno di Stauchuk, che sarà la punta centrale, la punta di riferimento in avanti. Grazie, esatto. Franco. Grazie Franco, come sempre prezioso il tuo intervento anche per quello che riguarda l'extracampo. Ciao Franco Cammarasana, ci rivediamo venerdì prossimo e noi intanto ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, ritorneremo a parlare ovviamente di Siracusa Catania fra poco. Ben ritrovati in studio, ricominciamo a parlare di Siracusa Catania, che lo ricordiamo sarà trasmessa in diretta da Telecolor nella giornata di domani a partire dalle 16:30 con i collegamenti del prepartita, poi ovviamente la telecronaca e le interviste nel finale. Allora, io voglio ritornare dal nostro Ermanno perché voglio ritornare a capire un po' come gioca il Siracusa, perché ne ha parlato un po' Toscano, no? Ha detto, noi all'andata abbiamo fatto bene perché non abbiamo guardato la classifica, abbiamo guardato come gioca il Siracusa e ci siamo adattati anche al gioco del Siracusa. Andiamo sui cross, perché il Catania ne fa di cross. Come reagisce il Siracusa in questo senso? Il Siracusa intanto attua una marcatura uomo a tutto campo, perché Turati è diciamo figlio della scuola di italiano, quindi di questa pressione molto alta, e gioca a riferimento in tutti i 100 metri del campo. Questa ovviamente è una cosa abbastanza particolare da vedere in Serie C, e anche su cross lavora tanto sui riferimenti, qualche volta i riferimenti però vengono meno, no? Si vengono persi e ovviamente rischia qualcosina. Possiamo partire con la clip, vediamo qui una situazione, addirittura qui una situazione di inferiorità numerica del Potenza contro il Siracusa. Qui si fanno tagliare fuori da questo triangolo, Bonacchi non è bravissimo a gestire questo 1 contro 1, dentro l'area si trovano Pacciardi e Job che marcano i rispettivi riferimenti. Sul cross però Job non segue benissimo il taglio del riferimento che stava marcando e si trova sull'1-0 del Potenza. Qui vediamo, linea che comunque difende a uomo, anche se vedi Sapola che adesso non ci sarà più, certo. Col Siracusa cerca l'avversario, Pacciardi che però dimentica completamente di marcare l'uomo, se lo ritrova poi alle spalle. Anche qui più che altro l'errore di Pacciardi non è tanto sulla visuale ma quanto sulla postura, una postura piatta che non gli permette di seguire l'uomo e di guardare palle uomo, e questo ovviamente non è da sottovalutare, perché è un giocatore forte dal punto di vista della stazza fisica, però è un giocatore che dentro area soffre i movimenti di attaccanti diciamo rapidi, che si sanno muovere e possono dare fastidio. È quello che dicevo prima. Qualche volta Carlo ha detto il Catania deve riempire un po' meglio l'area, in questo caso ovviamente poi sfruttando i cross e magari qualche disattenzione del Siracusa si può colpire in tal senso. Sì, perché il Siracusa secondo me è pregevole vederlo giocare soprattutto in fase offensiva, dove ha dei principi nella fase di possesso veramente importanti e di categoria superiore, ma in fase difensiva lascia molto a desiderare. Si vede, no? dal posizionamento dei difensori su palla laterale, non c'è copertura degli spazi in maniera adeguata, i principi di reparto non sono ben fatti, quindi la cura
dei particolari nella fase difensiva non è la stessa della cura dei particolari nella fase di possesso. Andiamo di nuovo sul Catania, perché voglio vedere invece come il Catania reagisce ai cross degli avversari. Abbiamo visto, ad esempio, credo, l'azione del Cerignola, quella della parata di, diciamo di Dini, no? Quel pericolo sventato, no? Quella, tiro ad altissima pericolosità, no? Ad altissimo indice di pericolosità. Però in realtà il Catania era ben posizionato, perché possiamo partire con la clip, vediamo che il Catania comunque, a differenza del Siracusa, copre molto meglio gli spazi, no? Vedi, qua è la classica linea a 4, teoreticamente 3+2, ma manca Casasola che era in fase di sta recuperando, diciamo, la zona. Cargnelutti qui perde l'1 contro 1, perde il duello laterale, su questo duello perso però vedi come si riadatta bene la difesa del Catania, addirittura utilizzando questa linea che poi si ricompatta di questi 3 difensori che sono rimasti con l'aiuto di Donnarumma. Qui secondo me l'errore non è tanto di Donnarumma, che giustamente rimane in posizione per chiudere lo spazio, quanto di Lunetta che si fa trarre troppo dall'uomo e si dimentica completamente di coprire quella palla, diciamo, sul secondo palo, che non era proprio una palla ad attaccare la porta, ma una palla che va, si dice, ad uscire. Su quella palla ad uscire non deve andare, in questo caso, il terzo di difesa che copre la porta, quanto un giocatore, diciamo, a sostegno della difesa per chiudere questo spazio. L'analisi è stata perfetta. Allegretto per Cargnelutti. Era rimasto legato alla partita precedente. Vabbè, ma è normale. L'analisi perfetta, perché Lunetta lì si fa trarre da questa situazione, invece di andare a chiudere su Dorazio, che era rimasto largo, staccato, e si fa ma Lunetta in fase difensiva sicuramente non è il suo pezzo forte, la fase difensiva chiaramente, e quindi c'è stato questo... Si schiaccia con la linea lasciando... Hanno concesso questa grande palle gol, bravissimo poi Dini a sventarla, quella. E che poi è stata, fra parentesi, l'unica palla gol vera, bravissimo lì Russo, nel senso tiro in porta, non palla gol, perché palle gol ne ha avuto il Catania, ma tiro in porta è stato l'unico tiro della partita. E lì bravissimo Russo veramente a mandare fuori pista assolutamente Allegretto, che era stato attratto da questa situazione fuori zona completamente, per coprire l'avanzata di Casasola. Si è trovato 1 contro Russo, 2 passi diversi totalmente, la sterzata di Russo lo ha messo completamente fuori gioco. Le statistiche a confronto, come sempre, perché questa volta abbiamo aumentato i numeri, nel senso che, essendo un derby, una sfida regionale, chiaramente siamo andati un po' oltre. Andiamo a vedere la grafica. Intanto, chiaramente, la differenza di punti, che è evidente, la differenza del valore delle due squadre, che è evidente allo stesso modo, dell'età media con il Siracusa, che è più giovane rispetto al Catania, il Catania è una squadra più esperta, e dell'obiettivo, che è ovviamente completamente diverso rispetto alle due squadre. Ma questa volta ci concentriamo sulle due grafiche successive, che sono legate innanzitutto al focus difensivo, perché vediamo appunto i gol subiti, che sono 41 contro 14, ma anche i duelli difensivi per partita. Sì, sia i duelli difensivi per partita, no? Vediamo come il Catania comunque ricerca molto quello che è il duello difensivo, in realtà anche il Siracusa, perché come media sono dei numeri abbastanza alti, ma perché sono due squadre che dall'aspetto dei principi difensivi gli piace giocare a uomo, e quindi creano tanti duelli. Ma poi quello che mi volevo focalizzare era anche la percentuale, la differenza di percentuale di duelli che poi vengono vinti, quella messa tra parentesi è la percentuale di duelli vinti, 69 contro 57. È quello poi che fa la differenza, quando perdi un duello su 3 invece che 2 duelli su 3, poi alla lunga, no, ti fanno in qualche modo, ti permettono di subire 14 reti invece che 41, e quello fa tanto la differenza. E poi il focus difensivo è anche applicato sul PPDA, che sarebbe la velocità col quale la squadra in fase di non possesso blocca la manovra offensiva avversaria, e qui vediamo il Siracusa che impiega molto meno del Catania, quindi sono 7,68 secondi in media. Questo perché attua, l'aveva detto prima anche il mister, una riaggressione feroce nella metà campo avversaria, cerca tantissimo anche il Siracusa una transizione, lo vedremo dopo su qualche piccolo taglio video, cercano tanto la transizione e bloccano molto quelle che sono le ripartenze, anche con fallo. Il Catania lo fa un po' meno perché gli piace risistemare le linee. Andiamo a vedere invece i dati per quanto riguarda la produzione offensiva. Lo facciamo legate alle ultime 5 partite di campionato, e vediamo ad esempio il dato iniziale, che è un dato particolare, perché stiamo parlando di una squadra che lotta per salvarsi,
che fa un bel 61,6 di passaggi nella tre quarti. In media nei 90 minuti. Che sono veramente tantissimi. È l'identità, secondo me, del Siracusa, ed è l'identità che in un certo qual modo ha sfruttato a suo vantaggio il Catania nella partita di andata. Assolutamente, poi il mister l'ha detto, no? I principi offensivi sono forti, sono ormai consolidati, e questa è la differenza, no? Fanno 61,6 passaggi a partita nella tre quarti, ma ne sbagliano veramente pochi. Questo perché? Perché si sanno trovare gli interpreti, si cercano e si trovano con qualità, quindi il Catania deve stare molto attento nel chiudere gli spazi e nel chiudere i riferimenti, perché ruotano tanto, non danno punti di riferimento. Il Catania anche come diciamo quantità ne è un po' inferiore, però il Catania alza la qualità anche in questo caso, perché ha giocatori come Gimenez, come Bruzzaniti, come D'Ausilio, ma anche lo stesso Forte, che riceve sempre spalle alla porta e che sa giocare, che ti fanno avere quei pochi passaggi in meno, però te li fanno avere di qualità. La cosa che fa tanto la differenza, il Catania ha 12 contropiedi, mentre il Siracusa solamente 3. Questo perché? Perché il Siracusa quasi mai attende e riparte. Possibilmente lo vedremo far sabato, attenzione. Nella vita non si può mai sapere. Che cambia completamente i principi. Non penso, però tipo, il Catania su questi contropiedi, proprio col Siracusa, ci ha fatto poi quella che è stata la vittoria all'andata. Anna, ritorno da te. Altri messaggi? Buon pomeriggio, adesso è il momento di stringere i denti e tenersi aggrappati fino alla fine al secondo posto. Riguardo al primo posto mi sento di dire che ormai non c'è più tempo per puntare alla promozione diretta da Domenico. Secondo me l'obiettivo del Catania è ancora quello di vincere il campionato. Poi ci scrivono: Anna, siamo stanchi dell'ottimismo di Toscano, nessuno lo mette in discussione, ma deve cambiare il suo credo, deve avere il coraggio di cambiare modulo. Da Marco, da Mascalucia. Buongiorno Anna, a tutti voi studio. Se è possibile una domanda per mister Carlo Breve. Vedendo Donnarumma che nelle ultime partite non era al 100%, non sarebbe il caso di cambiarlo con un altro giocatore e far ingranare nuovi acquisti? Partiamo da qui, Carlo. Donnarumma, anche se non è al 100%, è vero, secondo me è un giocatore imprescindibile per il Catania, per la sua intelligenza tattica, per il suo modo di stare dentro il campo e per la sicurezza che dà a tutti i compagni, giocatore di categoria superiore anche quando non è al 100%. Ritorno da Ermanno, perché mi pare che abbiamo detto tutto praticamente, anche perché gli altri messaggi erano considerazioni che noi accettiamo ben volentieri anche sul Catania, quelle ottimiste e quelle ovviamente pessimiste, perché ci sta. Ritorno da Ermanno per ritornare ad analizzare ancora la situazione legata al Catania. Prima Catania e poi Siracusa. La ricerca dell'attaccante, questa volta la verifichiamo e vediamo attraverso i cross, no? La ricerca dell'attaccante, ne abbiamo parlato anche un po' prima. Sì, ne avevamo parlato un po' prima, no? La presenza di Bruzzaniti che ti permette di creare superiorità nella tre quarti, la capacità, lo vedremo adesso dal taglio, sia col destro che col sinistro, di trovare il compagno dentro area. Poi il mister ha detto prima, no? È importante occupare bene gli spazi, occuparla con gli uomini giusti. A Sorrento c'era la presenza sia di Forte che di Caturano lì davanti, è stato un pochettino anche sfortunato il Catania, se vuoi, in queste situazioni. Qua vediamo la situazione di Donnarumma, in questo caso che salta l'avversario prima con un duello offensivo in fascia, sterza, poi riparte e ricerca il fondo, lo trova, mette questo cross, bravissimo Forte a attaccare lo spazio intermedio tra i due, in questo caso era Potenza e il difensore centrale, bravo nella scelta di tempo, un po' meno bravo nel colpire il pallone di testa. Qui vediamo invece una visione dove le due punte sono vicine, che è un po' quello che piace in realtà a Caturano come incipit offensivo. Poi la ricerca del lato opposto con Bruzzaniti che si stacca benissimo nello spazio libero. Qui è bravo a capire, a comprendere le intenzioni di Caturano, che aveva tagliato benissimo dentro area. Qua lo cerca col piede debole, che in questo caso è il destro, bravissimo a trovarlo. Caturano un po' meno nell'impatto, nell'andare però questa, visto anche un pochettino quelle che abbiamo visto, le difficoltà del Siracusa dal punto di vista difensivo, potrebbe essere una chiave, no? Per ricercare Caturano, o così come Forte, ma anche Rolfini è un giocatore che si sa muovere bene dentro area, ricercare quei centimetri in più rispetto alla difesa avversaria per mettere in difficoltà gli Aretusei. A proposito di difficoltà degli Aretusei, abbiamo visto prima la situazione legata ai cross, no? Con qualche disattenzione. Anche sui lanci lunghi qualche problema c'è stato sui palloni in profondità, ed è un tema, ipotizziamo, della partita di domani. Sì, diciamo che i lanci lunghi, soprattutto in zona centrale, mettono in
problematicità, secondo me, se vogliamo dirla così, i difensori, soprattutto nell'attacco palla, non sono proprio molto bravi nel soprattutto scegliere il tempo giusto nel quale attaccare, o se lo fanno lasciano troppo quella palla in quella zona intermedia, dove molte volte sulla seconda palla arriva prima l'avversario che la squadra di Turati. Vediamo proprio dal taglio video qui questo lancio lungo in zona centrale, vedi la linea sempre molto spaccata, perché loro seguono i riferimenti, non seguono il reparto. Qui Pacciardi e Bonacchi, diciamo che però quasi si scontrano. Si scontrano quasi, combinano un passiccio, quella palla passa diciamo qua il Benevento non trova il 4-1, ma ci va molto vicino. Altra situazione invece qui proprio contro il Cosenza, vedi anche qui una difesa staccata, addirittura sono due, c'è Marafini che è un nuovo acquisto ex Vibonese, che colpisce questa palla rimane, te l'ho detto, in zona di nessuno, nello spazio di nessuno, ed è più lesto, qui è Mausso più veloce di Capomaggio a cercare questo pallonetto e a trovare quasi la via della rete. E poi qui diciamo l'esempio classico, l'esempio chiave di questa linea molto alta che segue i riferimenti e lascia completamente spazi, giocata dentro, palla nello spazio, i due difensori centrali sono assenti perché hanno seguito i riferimenti, questa palla alta poi anche qui diciamo che Bonacchi non è che va a colpire o comprende bene quello che è il tempo di attacco della palla, la palla passa e si crea la situazione poi per l'1 pari del Crotone. Però vedi questa linea che segue i riferimenti, che lascia tanti spazi, i terzini che non seguono l'avanzare dei difensori centrali, gli spazi centrali che anche quando sono coperti non sono coperti nella maniera proprio perfetta. Può creare qualche affanno, ed è un po', insomma, è il tema, un po' della nostra trasmissione e un po' di quello che ha detto Toscano, no? Legato all'approccio che il Catania può avere con il Siracusa. Ma perché i principi difensivi della squadra di Turati sono particolari, un po' frenetici, perché lì non c'è bisogno che il centrale esca così violentemente sull'attaccante di spalle, che si vede già sta caricando la gamba per mettere la palla alle spalle. Lì deve stare buono dietro, creare la protezione per il suo reparto, magari se la va a stoppare l'attaccante deve uscire, ma sono dei principi che sono curati meno della fase offensiva, dove si vede che la squadra alla mano lavora, l'allenatore che sa far giocare bene. Si è visto anche in tante partite, abbiamo parlato proprio quella del Benevento, disattenzioni difensive con i gol del Benevento, tanta capacità di creare pericolo lì davanti con i gol del vantaggio. È stato chiaro anche Toscano in conferenza, no? Sì. Dicendo dobbiamo giocare con la testa così come abbiamo fatto all'andata, perché troviamo una squadra che, se noi facciamo i presuntuosi e guardiamo la classifica, le possiamo prendere di brutto, ma se giochiamo con la testa, e Toscano sicuramente si riferisce al fatto di stare molto attenti e colpire nel momento giusto, è una partita che devi andare a vincere con intelligenza. Voglio tornare da Marco Petrolito e poi chiudiamo questa terza parte di preview, così liberiamo anche il nostro Marco in attesa lì al De Simone. Marco, andiamo sulle possibili scelte di Turati, perché è un Turati che ha cambiato molto nelle ultime due partite, voglio dire fra una partita e l'altra. Che cosa dobbiamo aspettarci nella gara di domani? Sì Marco, in effetti ci sono state tantissime modifiche allo schieramento iniziale, devo dire che qualcosa di buono si è visto già nella gara di Cosenza, dove in riferimento a ciò che dicevate poc'anzi in studio, ecco, la coppia centrale che è stata formata per la prima volta da Marafini e Capomaggio ha dato delle risposte convincenti proprio in relazione, ecco, ai lanci lunghi, alle coperture, al fatto di non aggredire immediatamente l'avversario, ecco, di riuscire anche a gestire i momenti di difficoltà come quelle che sono state le occasioni in cui spesso e volentieri il Siracusa ha preso gol. Detto questo, ecco, è mancata un po' di cattiveria in zona d'attacco, e dunque che le scelte di Marco Turati in vista della gara di domani avranno un indirizzo ben preciso, volto a far sì che si possano sfruttare le poche occasioni che il Catania concederà al Siracusa, e dunque ci sarà una punta di ruolo che probabilmente sarà Arditi, anche se rimane qualche chance per l'utilizzo di sbaffo dal primo minuto, senza dimenticare però le assenze di cui avete parlato, importantissime sulla catena di sinistra, quelle di Valente, che al massimo potrà andare in panchina, e di Cancellieri, che ne avrà almeno per un'altra quindicina di giorni. Elementi questi che costringeranno, ecco, il tecnico a utilizzare dei giocatori fuori ruolo, così come del resto è venuto a Cosenza. Ci sarà Job molto verosimilmente sulla corsia di sinistra in difesa, mentre Contini, che è una seconda punta di ruolo, prenderà il posto di Valente sin dall'inizio. Qualche dubbio anche il centrocampo, ci sono almeno 2 o 3 ballottaggi, non sappiamo se verrà utilizzato Gudelevicius a fianco di Candiano vista la squalifica di Limonelli, o se invece ci sarà qualche chance anche
per Di Gesù, mentre Riccardi, che ha fatto una buona prova a Cosenza, potrebbe essere impiegato da trequartista, e dunque ecco che in questo caso andrebbe un po' a cambiare quello che è lo schieramento, con Contini che potrebbe anche centrarsi, ecco, e far sì che la squadra possa trasformarsi anche in un 4-4-2 nei momenti in cui attacca, con Contini che magari potrebbe dare una mano al Arditi o Sbaffo che verranno utilizzati davanti. Ecco, momenti della partita che avranno delle interpretazioni diverse anche in base a come si evolverà il gioco, e dunque anche in questo Mister Turati deve essere bravo a gestire i giocatori. Veramente. Carlo, volevi fare una domanda a Ciao Marco. Volevo chiederti, perché ho letto da qualche parte che Simonetta, nonostante i pochi minuti giocati, ha fatto una buona impressione, se potrebbe essere lui la sorpresa, la mossa a sorpresa, oppure se ci può essere spazio per Frisenna, visto insomma i suoi trascorsi rossazzurri, e che è un giocatore pienamente recuperato. Sì, ti rispondo immediatamente. Per quanto riguarda il discorso Simonetta, c'è da dire che a Cosenza ha fatto pochissimi minuti, è entrato quando ormai la gara era praticamente finita, il Siracusa era completamente in avanti alla ricerca del gol del disperato pareggio che poi non è arrivato. Si è mosso bene, ha dimostrato di riuscire a fare a sportellate, però nelle gerarchie immagino che in questo momento sia Arditi che Sbaffo vengono prima, più che altro perché Turati ha dimostrato sempre di utilizzare i suoi giocatori solo dopo averli visti, rivisti, provati e riprovati. Ecco dunque che Simonetta, che è l'ultimo arrivato della sessione di gennaio, partirà sicuramente dalla panchina, e quindi potremo vederlo a gara in corso. Invece per quanto riguarda il discorso Frisenna, un giocatore importante che però ha dimostrato di poter fare bene, soprattutto nelle occasioni in cui è stato schierato a gara in corso, quindi quando è subentrato a gara in corso, l'abbiamo visto a Cosenza, l'abbiamo visto anche in altre occasioni qui al De Simone, è riuscito ad incidere in maniera diversa rispetto a quanto abbia fatto dall'inizio. Ricordiamo poi che anche lui aveva avuto un piccolo problema con la squadra, la società, era andato via, è tornato, quindi ecco, il tecnico ha dimostrato di volerlo subito integrare. Non sappiamo ecco, se lo utilizzerà da titolare, però i nuovi arrivi come Riccardi e Di Gesù sembrano essere insomma al momento delle prime scelte rispetto a Frisenna, che comunque per il fatto di essere un ex e di aver tanta voglia di far bene potrà sicuramente essere utilizzato anche lui a gara in corso. Grazie Marco, sei libero, ci ritroviamo, Grazie a voi, a domani. Domani al De Simone. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, ancora spazio per analisi tattiche e poi la probabile formazione del Catania, ribadiremo ovviamente anche quella del Siracusa che abbiamo appena visto, fra poco. Eccoci, ultima parte di preview, andiamo a vedere ancora dei punti e degli angoli tattici legati al Siracusa, sia sotto la chiave difensiva, Ermanno, sia sotto quella offensiva. Che in realtà un pochettino si legano, no? Perché vedremo prima la parte difensiva, dove vediamo questa linea del Siracusa molto alta che lascia spazio alle spalle. Questo spazio poi non sempre viene occupato bene, o comunque viene coperto bene dalla retroguardia. Questa linea alta è dovuta anche a una riaggressione molto alta dei giocatori offensivi, che in qualche modo vengono accompagnati da tutta la squadra. Quindi partiamo dalla parte difensiva. Vedi qua su un lancio del Benevento questo Siracusa molto spaccato, si crea questo 1 contro 1, si crea anche grande spazio diciamo come scarico alle spalle, e qui poi sullo scarico i 3 difensori rimasti, che sono i 2 terzini e il centrale, provano a coprire quella parte di campo. Quella fetta di campo non viene coperta e c'è il primo gol del Benevento che pareggia in questo caso la gara. Qui è un video che già avevamo visto quando abbiamo analizzato il Monopoli, vediamo proprio Pacciardi, che è il difensore centrale, uscire scatenato su questa palla a rimorchio, e qui poi c'è da coprire 60 metri di campo per Sapola, che adesso giocatore del Pontedera ma all'epoca giocatore del Siracusa. C'è la vita un pochettino dura, però poi è fortunato Farroni nel trovare la parata. Qui vediamo invece un'altra situazione dove il Crotone a giocare questa palla in profondità, i 2 difensori centrali non altissimi rispetto a quello che abbiamo visto prima, ma leggermente più bassi, cercano di coprire questo taglio. Pacciardi non arriva molto bene, addirittura è Cancellieri, il terzino opposto, a fare questa diagonale in chiusura, però è difficile per lui andare a contrastare, è il Crotone che trova questo tiro in porta. Andiamo a vedere invece l'aggressione alta, è anche questo tema della nostra trasmissione, delle caratteristiche appunto del Siracusa. Si vedeva già un po' nella clip col Monopoli, no? Dove loro provano a uscire da questa pressione e poi vengono diciamo tagliati fuori da questa palla avanti, palla dietro e palla nello spazio. Qui vediamo una situazione di transizione dove è Frisenna a recuperare palla, Limonelli e Sbaffo che si fanno trovare in zona tre quarti, addirittura Sbaffo
Baffo prova questo taglio, però Frisenna lo conosciamo già dai tempi del Licata, ma anche a Messina ha fatto vedere ottime qualità balistiche, che prova il tiro da fuori, per poco non trova la via della rete. Qui vedi l'aggressività degli uomini di Turati nel riconquistare palla negli ultimi 30 metri, nei primi 30 metri offensivi. Qui Arditi e Limonelli riconquistano, poi Limonelli e Arditi che si cercano e si trovano bene, e il tiro in porta di Arditi. Qui c'è stato qualche piccolo problema grafico che fa andare avanti e indietro il video. Beh, comunque abbiamo capito, ti sei concentrato su quello che è successo in quel momento. Questo invece è una situazione differente, vi faccio vedere la marcatura uomo del Benevento durante il calcio d'angolo, poi ripartenza immediata, questa palla ovviamente del Benevento perché sono 3 contro 1, e invece poi vedi l'aggressività, la ferocia di un giocatore 2006 acquistato da poco dal Cagliari, ma lasciato in prestito proprio in terra siciliana, che riconquista palla e con cattiveria e malizia va a fare il gol alla capolista in Serie C. Quindi bravo Di Paolo, complimenti al Siracusa che ci ha creduto. Tra l'altro di destro lui che è un mancino. Sì, esatto. Fra parentesi, giocatore certamente interessante da andare ad osservare anche nella partita di domani. Torno da Anna per gli ultimi vostri messaggi. Inizio con una dedica. Ci scrivono: la mia dedica va alla mia fidanzata Sonia, di origini napoletane, da quando vive qui si è innamorata di Catania e del Catania. Buona vigilia a tutti, vedreste dal primo minuto Rolfini, io lo vedo affamatissimo. Da Andrea. Domanda per Carlo: che ne pensi di iniziare la partita con 2 punte, Rolfini e Caturano, e dietro Jimenez e Bruzzaniti? Una considerazione: sembra che il Catania stia cercando di salire in B utilizzando solo la metà delle partite. Un saluto da Mattia. E ancora, in ottica Siracusa-Catania concordo con Marco, vorrei Bruzzaniti titolare con Rolfini e punta Caturano. Cosa ne pensate? Allora, partiamo proprio dal discorso attacco, no? Perché ti dicevano 2 punte più Bruzzaniti e addirittura. Jimenez. Questo dall'inizio mi pare un po' complicato. Mi pare complicato. No. Però l'ipotesi 2 punti più un trequartista ti piacerebbe? Mi piacerebbe, sì, molto. Poi... Anche perché se una delle 2 punte è Rolfini, che comunque si abbassa molto, sa legare bene il gioco, ci potrebbe stare, perché non sono 2 punte di peso strutturate come potrebbe essere Forte e Caturano. Quindi ci sta. Però secondo me, sempre legandomi alla domanda di prima, togliere Jimenez, che comunque ti fa anche un lavoro sporco, un lavoro in mediana e non indifferente, visto che comunque il Catania gioca poco in quella zona di campo, in realtà serve. Poi il mister aveva altre domande, se non sbaglio. No, mi sembra che per Carlo non ce ne siano altre. Vabbè, la metà delle partite sono... No, sulla presenza delle 2 punte, no? Esatto. Chiedi quale delle 2 punte forse vedeva di più... Ah, ecco, quale delle 2 punte? Bravo. Fra i tre. Se va a 2 lì davanti, chi fra Caturano, Rolfini e Forte? Sicuramente mi piacerebbe vedere un attacco Caturano-Rolfini, mi piacerebbe molto, anche se Forte, dico, finora ha fatto il suo dovere alla grande, al massimo. Ma per l'inerzia del campionato, per come si sta andando a mettere, la freschezza di 2 giocatori che in questo momento sono stati meno utilizzati, potrebbe cambiare l'inerzia di questo campionato in queste ultime 13 giornate. Allora, io vorrei adesso andare a vedere una grafica sulle ultime del Siracusa, perché già Marco ce l'aveva indicato, è un periodo in cui il Siracusa viene da un pareggio nelle ultime 6, praticamente le altre 5 sono state sconfitte, anche se con partite giocate tutto sommato anche alla pari in talune circostanze, o combattute, come è stato ad esempio il 3-2 in casa del Benevento, come abbiamo visto, il 2-2 di Potenza sicuramente particolare, l'1-0 di Cosenza in cui il Siracusa aveva certamente meritato. Sta di fatto che la squadra di Turati ha 22 punti in classifica con 6 vittorie, 4 pareggi e ben 16 sconfitte, di cui appunto 5 accumulate nelle ultime 6 partite, dopo il grandissimo avvio di 2026, perché il Siracusa proprio nella prima del 2026 aveva strabattuto la Salernitana al De Simone, per cui questo è il trend del Siracusa fino adesso. Ritorno da Ermanno perché andiamo a vedere invece la situazione in casa Catania per quanto riguarda la fase di non possesso. Vediamo i 3 gol del Sorrento. Non avevamo avuto modo anche di analizzarli fino ad ora perché non avevamo avuto la puntata la settimana scorsa.
però certe volte in quell'occasione c'è stata un po' una perdita dei riferimenti. Sai Marco, io la cosa su cui mi sono focalizzato, anche grazie all'aiuto di uno che per me è un maestro, no, rappresentativa, poi abbiamo parlato tanto su questo, no? Qualche domanda dal punto di vista tattico a Toscano la farei proprio su questo, no? Perché il Catania effettivamente, soprattutto quando è in trasferta, si vede, a differenza di quello che abbiamo visto in casa sulla palla laterale, no? La copertura dello spazio, in trasferta, oltre all'aspetto sì del giocare fuori casa, roba del genere, che vale e non vale, però dal punto di vista tattico vediamo la difficoltà del Catania nel coprire gli spazi quando perdono i riferimenti, e la perdita del riferimento per una squadra che gioca come il Catania, Marco Tura, uomo anche qui un po' quasi a tutto campo, può essere rischiosa, però devi avere, no, dei principi che devono modularsi, devono cambiare nel corso, Toscano dice sempre, cambiare nel corso della partita in generale, nel corso di quelle che sono le cose che succedono in partita. Vediamo proprio dalla clip quello che voglio spiegare. Qui vedi il Catania che va in pressione a uomo su tutti i riferimenti, vedi qui è Carnelutti, è giusto che va in uscita su quella pressione, però qui salta una marcatura che è quella di Jimenez e soprattutto c'è un 1 contro 1 perso da Raimo. In questa situazione Carnelutti, che si accorge che non deve andare in avanti, perché poi vedi qui si crea un 2 contro 1. Lì la mia ipotesi è che Carnelutti deve scappare dietro e ricompattare la linea, perché sai che già c'è Corbari uscito, Raimo uscito e si libera quello spazio non lo devi liberare. Qui adesso c'è l'errore gravissimo di Miceli, che è in posizione piatta e non esce. Qui l'attesa in questo caso non serve. E poi Celli qui fa un errore proprio madornale, no? Lunetta sta marcando l'avversario, l'unico avversario che c'è dentro area da marcare è quello di Celli, che si trova sul secondo palo. E che arriva al primo gol, appunto, quello del pari. Qui vediamo invece sempre pressione uomo su uomo, quindi sempre sui riferimenti. Poi c'è una chiara indicazione di Miceli, vedi, proprio con la mano indica a Corbari di cambiare marcatura. Corbari capisce e cambia marcatura, ma Miceli deve prendere il marcatore del compagno. Certo. In questo caso Miceli guarda solo la palla e rimane piatto, palla nello spazio su questo inserimento da dietro. Ovviamente, giustamente, Carnelutti non riesce con velocità e col tempo a chiudere quello spazio lì e si trova il gol del Sorrento. Questo è il terzo. Situazione quasi uguale, perché vediamo una situazione dove i giocatori sono in uscita, vedi poi la distanza tra Carnelutti che è il centrale e Celli, c'è un abisso lì in mezzo, però quello può essere anche un principio, sai, ognuno difende a modo proprio, però vedi qua Quaini e Di Noia marcano lo stesso giocatore, c'è perdita di riferimento, lo spazio si è creato perché lo spazio lo crei se marchi diciamo a uomo, e qui poi sulle diciamo, seconde palle il Catania non è né fortunato né bravo a riconquistare e si crea il 3-1, però tutte e tre le situazioni ti fanno vedere come basta una singola marcatura saltata e una errata copertura dello spazio di chi ti sta dietro, perché ovviamente si creano dei buchi, delle voragini, perché c'è grande distanza tra i vari giocatori, che se sono bravi gli avversari, e soprattutto adesso no, con i vari tagli video, con i vari match analysis, si riesce a comprendere meglio diciamo quelle che sono le vulnerabilità dell'avversario, riesci velocemente ad attaccare quello spazio. Quindi il Catania su questo deve migliorare. Col Cerignola si è visto già qualcosa di meglio sotto questo punto di vista, anche se secondo me quella partita, la partita di Potenza con il Sorrento, fa storia certo. un po' a sé. Andiamo a vedere tramite Anna i precedenti e anche il pronostico dell'intelligenza artificiale. Anna. I risultati precedenti sono nel 2019 2-1, nel 2017 0-1, nel 2016 1-0 e nel 92 0-0. Quindi 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Pronostico dell'intelligenza artificiale è 1-2 con gol di Jimenez, Caturano e Frisenna. E questa è l'ipotesi di intelligenza artificiale, abbiamo detto appunto, abbiamo sentito Marco Petrolito e ci dice che Frisenna potrebbe essere utilizzato magari a partita in corso, vedremo se andrà a finire in questo modo con quello che ci ha raccontato l'intelligenza artificiale. Facciamo una piccola pausa prima della partita della formazione del Catania, della probabile formazione del Catania con il calcio a 5, perché ritorna il campionato di Serie A e oggi c'è una partita importante fra Genzano e Meta Catania. Andiamo a sentire Musumeci. Oggi incontriamo una squadra forte con giocatori individualmente di livello alto, quindi dovremmo stare attenti perché la partita riserverà tante insidie, quindi non dobbiamo guardare i risultati precedenti, non dobbiamo guardare il loro cammino, noi dobbiamo pensare al nostro e dobbiamo continuare su questa scia. Col Capurso abbiamo fatto una grande partita, non era assolutamente facile, probabilmente da fuori
è sembrato più facile di quello che poi in realtà non era, perché Capos è una squadra che sta facendo un ottimo campionato, siamo stati bravi noi ad approcciarla bene e a farla subito nostra. Quindi noi dobbiamo continuare su questa strada. Per quanto riguarda me, l'Europeo mi ha consegnato un altro bagaglio importante, quindi ritorno con ancora più esperienza e voglio metterla a disposizione della squadra. Adesso sto anche molto meglio fisicamente, cosa che nel girone d'andata un po' mi è mancato con qualche infortunio di troppo, e quindi speriamo che il girone di ritorno posso dare il contributo che voglio ai compagni. In bocca al lupo dunque alla meta per questa ripresa del campionato, con la meta in testa alla classifica, la partita con Genzano oggi alle 20:30 in casa del Genzano. Andiamo alle probabili, rivediamo per un attimo quella del Siracusa, le probabili del De Simone, ne abbiamo già parlato poco fa, con l'ipotesi appunto di Riccardi alle spalle di Arditi, ma con ovviamente dei ballottaggi che ci sono. A proposito di ballottaggi, nella formazione del Catania andiamo a vedere quella che è l'ipotesi chiaramente di formazione, con un'ipotesi di conferma dei tre di difesa che abbiamo visto nell'ultima partita, anche se ovviamente i ballottaggi ci sono: Pieraccini con Gherardi, Allegretto con il rientrante Miceli lì sul centro della difesa del Catania. Poi a centrocampo Quaini e Di Noia, anche se Di Tacchio, l'abbiamo detto, sarà disponibile per la partita, l'ha detto anche Toscano oggi in conferenza stampa. Lì davanti Bruzzaniti probabilmente parte all'inizio, Jimenez potrebbe affiancarlo, a meno che non si decida di mettere Jimenez al centro, spostando poi da Ausilio al centro del centrocampo, spostando poi da Ausilio insieme a Bruzzaniti lì. In avanti è proprio 33, forte Rolfini Caturano, queste lì abbiamo messo forte perché è quello che fino ad ora ha segnato più di tutti, però in realtà c'è la possibilità di assistere ad una sorpresa lì davanti nella partita di domani con il Siracusa. Carlo. Ricordiamoci che all'andata questo ballottaggio lo vinse Lunetta, è vero, fece la prima punta, quindi chissà che non possa sorprendere tutti Toscano e mettere Rolfini un po' le stesse caratteristiche. Potrebbe essere questa la difesa del potrebbe essere questa l'idea. Li ha provati anche nel corso della settimana tanto tutti, per cui chiaramente è un'opzione che si tiene, quella di dare la possibilità a uno dei tre giocatori di partita titolare. Ricordiamo anche questa volta che ci sono 3 partite nel giro di una settimana, perché il Catania sarà impegnato nel recupero con il Trapani nella prossima. Abbiamo finito. Carlo, grazie come sempre Marco, della tua buon pomeriggio partecipazione, buon pomeriggio anche a te, grazie Armando. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti quanti i nostri telespettatori. Vado dalla nostra Anna, un saluto alla nostra sorridente Anna, ciao. Ciao Marco, grazie a te, grazie a voi per averci seguito, io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30 qui su Telecolor. Vi aspettiamo tutti con preview venerdì prossimo, vi ricordo invece domani alle 16:30 partiamo su Telecolor con la diretta di Siracusa Catania. Alla prossima, ciao.